Ciao a tutti, sono Luca, volontario dell'associazione Un Sorriso in Più. Questa volta vi porto alla scoperta di Cremona, percorrendo la ciclovia del fiume Po. Il giro in bicicletta lungo la ciclovia del Po inizia da Castelnuovo Bocca d'Adda. Il comune, nel Basso Lodigiano, è situato in prossimità della confluenza del fiume Adda nel Po. Tanti i campi coltivati che si possono ammirare tra l'Adda e il Po. Finalmente, dopo alcuni chilometri, arrivo a Cremona, capoluogo di provincia e città d'arte, con tanti tesori tutti da scoprire. Il tour alla scoperta di Cremona inizia dalla casa in cui abitò dal 1667 al 1680 il famoso liutaio Antonio Stradivari. Simbolo della città è il Duomo, con il torrazzo alto più di 100 metri e il battistero. Il complesso monumentale è uno dei maggiori esempi di architettura romanica lombarda. All'interno del Duomo, nella controfacciata, si trova la Crocifissione, un grande affresco realizzato nel Cinquecento dal pittore Giovan Antonio de Sacchis, detto il Pordenone. La visita si conclude al Museo Civico di Cremona, dove si trova la natura morta di Giuseppe Arcimboldi. All'apparenza siamo in presenza di un recipiente metallico pieno di nocciole, noci, aglio, cipolle, funghi e rape. Se però l'immagine viene ruotata di 180 gradi, si ha una sorta di mascherone vegetale, dove la noce semiaperta e una nocciola formano gli occhi, un grosso ravano bianco il naso, una rapa e una cipolla sono le gote e due funghi stanno al posto delle labbra. Il viaggio a Cremona, lungo la ciclovia del Po, termina qui. Un saluto da Luca e al prossimo viaggio.